Finisce in tribunale la nomina del nuovo segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, l'ex Pietro Amorosia, fa ricorso avverso il provvedimento, udienza il prossimo 9 settembre. Daspo del questore di Agrigento per un tunisino responsabile di episodi di rissa nel centro storico della città. 2 le iniziative che si sono svolte ieri sera in Piazzale Giglia a San Leone, una di Fratelli d'Italia sulla giustizia, l'altra dei liberal socialisti con una raccolta firme sui disagi dei cittadini agrigentini. Si è spento all'età di 99 anni l'ex sovrintendente Ernesto De Miro, aveva dedicato la sua vita alla salvaguardia della Valle dei Templi. Manifestazione al Parco di Alice, un momento di condivisione sociale e ricreativa per l'Inner Club. Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per i lavori del nuovo impianto di illuminazione nel campo sportivo e Seneto. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 30 agosto. La nomina di segretario al Libero Consorzio Comunale di Agrigento finisce in tribunale. Il nostro servizio. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha recentemente proceduto alla nomina della dottoressa Melania Laspina quale nuovo segretario generale dell'ente. Si tratta di una figura di vertice a cui sono affidati rilevanti compiti di direzione e coordinamento dell'apparato amministrativo. Giuseppe Pendolino, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha deciso di non confermare il precedente segretario Pietro Amorosia. A seguito di nuova nomina, Amorosia ha proposto un ricorso giurisdizionale d'urgenza dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, contestando presunte irregolarità nella procedura adottata per il conferimento dell'incarico. Nel ricorso, per Amorosia, ha espressamente richiesto la disapplicazione dell'intero complesso degli atti amministrativi che hanno condotto alla nomina della nuova segretaria generale, con l'obiettivo di ottenere la sospensione degli effetti e il ripristino della situazione precedente. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha deliberato così di costituirsi giudizio, affidando la propria difesa all'avvocato Girolamo Rubino, esperto in diritto amministrativo. L'udienza relativa al procedimento cautelare è stata fissata per il prossimo 9 settembre. È emesso dal questore di Agrigento un provvedimento di Daspo Willy nei confronti di un tunisino resosi responsabile di episodi di rissa e disordini nei luoghi della movida agrigentina. Il servizio. Il questore di Agrigento ha emesso un provvedimento di Daspo Willy nei confronti di un giovane extracomunitario che si è reso protagonista di disordini e risse nei luoghi della movida agrigentina, in particolare nel centro storico cittadino. Nella nottata di sabato 23 agosto il giovane si è reso protagonista di una condotta aggressiva contro il titolare di un esercizio commerciale della via Atenea. Il predetto, incurante della presenza di numerose persone per motivi futili, si è scagliato con violenza contro il titolare del ritrovo, sferrando schiaffi e preferendo gravi insulti, minacciando dare luogo al locale. L'aggressione veniva temporaneamente frenata dall'intervento di 2 funzionari di polizia presenti, liberi dal servizio, i quali intervenivano così permettendo di scongiurare che la situazione potesse degenerare. L'extracomunitario a quel punto si scagliava nei confronti di poliziotti con sputi, minacce e gravi offese, riuscendo a divincolarsi e a tentare una fuga. Quindi è stato bloccato dagli equipaggi della volante sopraggiunti sul luogo in ausilio ai 2 funzionari. L'esagitato veniva identificato, già noto alle forze dell'ordine, e denunciato all'autorità giudiziaria. La divisione polizia anticrimine, attraverso un'immediata attività istruttoria, elaborava così il provvedimento del questore Daspo Willy nei confronti del suddetto, ricorrendone i presupposti normativi. Il giovane extracomunitario nell'ottobre del 2023 si era già reso responsabile, unitamente ad altri soggetti, di una rissa con feriti all'interno di un pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande siti nella via Pirandello, e qualche mese dopo, nel gennaio del 2024, si rendeva partecipe di un'altra violenta rissa in prossimità di un noto esercizio sempre in via Atenea.
Con la notifica del provvedimento al cittadino tunisino è stato così imposto il divieto di accedere ai locali ed esercizi commerciali, teatro degli episodi narrati, ai locali di pubblico intrattenimento ed esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevanti presente lungo la via Atenea e Pirandello. Allo stesso è stato anche inibito di stazionare nelle vicinanze dei locali ed esercizi medesimi. Il provvedimento in questione si è inserito nelle più ampie attività portate avanti dalla Questura di Agrigento e dalle forze dell'ordine operanti nel capoluogo, volte a prevenire e contrastare la movida violenta, assicurando adeguate condizioni di ordine e sicurezza pubblica. Accusato di aver effettuato dei pagamenti in alcune attività lavorative del centro della città dei Templi con la carta BancoPosta rubata al mercato ad un'anziana, il pubblico ministero Elenia Manno ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a FS, 54 anni di Agrigento, deve rispondere di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Tutto quanto è scaturito dalla denuncia presentata da una pensionata di 85 anni. La donna, nel febbraio dell'anno scorso, venne derubata della borsa in piazza Ugo La Malfa durante il mercatino settimanale del venerdì. All'interno c'erano una carta BancoPosta rilasciata dalle poste italiane e circa 100 euro. L'indagato, nelle ore successive al furto, avrebbe indebitamente utilizzato la carta della pensionata effettuando pagamenti in una tabaccheria e in un negozio di generi alimentari. Complessivamente 5 le operazioni, dai 5 a 31 euro, prima che la titolare si attivasse per bloccare la carta. Il 54enne viene identificato dai poliziotti della Volante con l'avviso di conclusione delle indagini. Il difensore, l'avvocato Malgioglio, avrà 20 giorni di tempo per visionare gli atti e articolare una prima strategia processuale per evitare la richiesta di rinvio a giudizio e chiedere un interrogatorio del proprio assistito, sollecitando un atto di indagine o produrre nuove memorie. È accaduto in uno stabile della zona del quadrivio Spinasanta di Agrigento. Ad agire sarebbero stati almeno 2 malviventi, sono penetrati all'interno di un appartamento per mettere a segno un furto. Appena dentro le telecamere di videosorveglianza interne all'abitazione, li hanno ripresi e i ladri, resisi conto di essere stati immortalati, hanno velocemente guadagnato la strada a mani vuote. Ne hanno avuto il tempo di arraffare qualcosa di valore. Immediata la segnalazione al 112 da parte del proprietario, che in quei momenti si trovava al lavoro. Sul luogo sono arrivate le forze dell'ordine. 2 ladri, però nessuna traccia. Sono state avviate le indagini per cercare di identificarli. E si è svolto il tour informativo Giustizia e Sicurezza, non solo parole. Nel pomeriggio di ieri ha fatto tappa ad Agrigento con un gazebo informativo allestito in piazza Giglia a San Leone da parte di Fratelli d'Italia e Servizio. Si è svolto il tour informativo Giustizia e Sicurezza, non solo parole, che nel pomeriggio di ieri ha fatto tappa ad Agrigento con un gazebo informativo allestito in piazza Giglia a San Leone. L'iniziativa è stata promossa dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d'Italia, organizzata sotto la guida della sua coordinatrice Paola Antinoro, la quale ha dichiarato, insieme all'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, al presidente provinciale Adriano Barba, ai sindaci del territorio, ai consiglieri comunali, agli assessori, alla classe dirigente del partito, abbiamo incontrato cittadini e turisti per raccontare l'impegno concreto e i risultati raggiunti dal governo Meloni in tema di giustizia, sicurezza e legalità. È stata un'occasione di dialogo diretto e trasparente per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e il territorio. All'iniziativa ha partecipato anche Gioventù Nazionale che per mezzo del suo presidente Gabriele Navarra ha fornito un prezioso contributo all'organizzazione dell'evento. Fratelli d'Italia, ha concluso Paola Antinoro, nella sua qualità di coordinatrice cittadina, prosegue così il suo percorso di ascolto, di presenza sul territorio, riaffermando i valori della legalità, della sicurezza e della buona amministrazione. Un gazebo è stato allestito ieri sera a San Leone dalla Federazione Provinciale di Agrigento dei Liberal Socialisti con l'obiettivo di riqualificare il territorio, il ripristino della rete idrica e tagli in bolletta. Le interviste.
Manuel Samaritano qui in Piazzale Asser, ecco, qual è il senso di questa iniziativa di stasera? Allora, il senso dell'iniziativa è praticamente il volere raccogliere delle firme perché i cittadini oggi sono stufi di avere un territorio disastrato. Noi stiamo raccogliendo le firme che presenteremo anche alla Regione Siciliana, al Sindaco, al Prefetto, dove richiediamo la riqualificazione del nostro territorio, la rete idrica, perché continuando di questo passo nel 2070 forse finirà qualcosa, e quindi abbiamo chiesto anche con una lettera all'assessore Sollano la riqualificazione delle villette dei parchi pubblici affinché ragazzini e anziani possano andare il pomeriggio a passare un po' del proprio tempo. Quindi ci vogliamo occupare del territorio, un territorio che oggi, come possiamo vedere tutti, dispiace vedere in queste condizioni, e quindi la raccolta firme servirà a questo. Questa è un'iniziativa della Federazione Provinciale del Partito Socialista. Ecco, che tipo di messaggio lanciare anche in vista delle prossime elezioni comunali? Ci sarà un'area progressista, ecco, riuscirà il centro-sinistra a portare avanti delle sue idee? Ma noi siamo di centro, quindi siamo aperti al dialogo con tutti, faremo delle proposte, aspettiamo anche se ci sono delle proposte e siamo, ripeto, aperti al dialogo. Parliamo di questa iniziativa organizzata dalla Federazione Provinciale di Agrigento, una petizione per la riqualificazione del territorio, crisi idrica e il taglio delle bollette. Esattamente, noi siamo scesi in campo perché pensiamo che oggi si debba smettere di fare populismo e di cercare comunque in tutti i modi di andare controcorrente. Serve una politica netta, una politica costruttiva e di confronto. Non è stato un caso oggi che abbiamo condiviso per noi con piacere il gazebo unitamente ai Fratelli d'Italia. Questo vuol dire la capacità di condividere. Bisogna tornare al vecchio, alla vecchia Repubblica, io la indico così, dove c'era il rispetto. Fondamentalmente dobbiamo partire da lì, si deve capovolgere questa piramide, c'è un appiattimento sociale che fa paura. E quindi partiamo dal nostro territorio, riqualificazione urbanistico, investimento affinché i nostri cervelli, i nostri ragazzi non scappino da Agrigento, e quindi ripartire per ricostruire. Chiederemo noi di poter avere diversi confronti con altri partiti politici e quindi condividere, oppure anche astenerci, perché è giusto anche mantenere una propria identità di filosofia politica, ma questo non vuol dire andare contro un'iniziativa positiva che fa bene alla città. Ecco, è questo che noi ci proponiamo di fare, ritornare al confronto e stabilire che la politica non deve essere concepita come un campo di calcio. Non c'è nessuna partita, nessuno è vinto e nessuno è vincitore, è solo una sofferenza lunga. Dobbiamo cominciare ad allargare la nostra mente e a metterci in campo, a essere propositivi e risolvere. E si è spento all'età di 99 anni Ernesto De Miro, uno dei massimi protagonisti dell'archeologia italiana del Novecento, che ha dedicato la sua lunga vita allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia. Il direttore del Parco archeologico della Valle dei Tempi, Roberto Cerratta, ha ricordato De Miro con parole commosse: con la sua scomparsa perdiamo un faro della ricerca e della salvaguardia del nostro patrimonio. È stato un custode appassionato della storia siciliana, a lui va il merito di averci aiutato a comprendere e conservare le radici profonde della nostra cultura. E anche il Partito Democratico di Agrigento, in una sua nota stampa, interviene sulla scomparsa di Ernesto De Miro. Il servizio. Il Partito Democratico di Agrigento, in una sua nota stampa, interviene sulla scomparsa di Ernesto De Miro, già professore
di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Messina ed è stato per molti anni sovrintendente ai beni archeologici per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e nell'ultimo periodo anche di Palermo e Trapani. Inoltre direttore dell'Istituto di Studi Micenei e dei Geoanalitici del CNR di Roma, presidente del Consiglio Scientifico del Centro Archeologia Greca del CNR di Catania e membro dell'Istituto Archeologico Germanico. Ha diretto gli scavi di Agrigento nell'area dell'abitato degli edifici pubblici civili, dei santuari, della necropoli, degli scavi di Raclea Minoa, dei siti indigeni all'interno dell'isola, nelle valli del Sasso e del Platani. Ha diretto anche ricerche in Libia, nel sito Leptis Magna, autore di numerose pubblicazioni che trattano in particolare di aspetti e problemi di archeologia e d'arte della Sicilia antica. Gli agrigentini lo hanno conosciuto soprattutto come sovrintendente ai beni archeologici, ruolo nel quale si è distinto per la sua dedizione e per l'azione di tutela inflessibile della Valle dei Templi, in particolare contro l'aggressione dell'abusivismo edilizio degli anni 70 e 80. Il perimetro della valle, se è stato salvaguardato da attacchi di proprietari di costruzioni abusive e politicanti, complici, lo dobbiamo principalmente alla sua opera e a quella del suo successore, la professoressa Graziella Fiorentini. È stato uno studioso, un luminare della scienza archeologica, una figura di grande prestigio e autorevolezza, un civil servant dello Stato che ha svolto il suo dovere con grande passione, decoro ed efficacia. Le condoglianze del Partito Democratico di Agrigento vanno anche alla famiglia. E vi proponiamo adesso il saluto del professor Ernesto De Miro alla 30ª edizione delle giornate gregoriane che si sono svolte ad Agrigento il 29 e 1 dicembre del 2019. Innanzitutto sono grato dell'invito agli organizzatori del convegno al Parco Archeologico Valle dei Templi con il suo direttore architetto Sciarratta e la triade archeologica. Grato al Consiglio del Parco, grato a colui che il professor Giuseppe Lepore, che ho avuto il piacere di incontrare non molto tempo fa e che secondo me è l'anima, è vero, è l'animatore non solo scientifico di questo riuscitissimo convegno. E grazie soprattutto al professor Lepore e a Valentina Camineci per l'amabilità che hanno avuto nel dedicarmi il catalogo che conserverò tra le cose più care. Con il grazie devo confessare la profonda emozione che mi prende ritornando a tanta distanza di tempo in questo sacro luogo del museo che ora è più di mezzo secolo fa concorsi con il suo creatore Pietro Griffo, il suo geniale ideatore, museografo, architetto Franco Ministri, concorsi ad organizzare nella forma più compiuta. Emozione profonda alimentata da una pluralità di circostanze che gelosamente il mio oggi racchiude. Il mio rammarico è certamente non aver potuto, per ragione di salute, partecipare alle sedute di questo convegno sui dipinti parietali così ricco. Ne avevo avuto anche poco tempo fa sensazioni così ricche di problemi e di novità. Affidandomi alle rimembranze, mi vedo come allora impegnato con l'indimenticato restauratore Bruno Arezzo nella sala del restauro a dare una soluzione ricostruttiva della decorazione parietale da esporre
come esempio nella sala del quartiere dell'Istico Romano. Certamente oggi, ancor più, il mio vivere nutre riconoscenza verso gli amici e verso chi gli è amico e ricorda. Gli studi da me ancora perseguiti, nella misura che mi è oggi consentita e che ovviamente non è più quella di un tempo, questi studi io perseguo con ostinazione. Certamente lascerò incompiuto quello che oggi ho per le mani, l'Iliade nella ceramica greca, tema non nuovo ma da rinnovare. Tuttavia mi viene in soccorso il tanto da me interrogato Leopardi, che amava dire anche da una piccola finestra si può vedere un gran paesaggio. Grazie. Il Club Rinner di Agrigento ha organizzato un evento di condivisione sociale e ricreativa di animazione urbana dedicato alle città. Vediamo il servizio. Il Club Inner Wheel di Agrigento, retto da Patrizia Di Giovanni Vitellaro, ha organizzato un evento di condivisione sociale e ricreativa, animazione urbana, dedicato alla città. La serata si è svolta ieri sera al Parco di Alice, nel cuore del villaggio Mosè. Le socie presenti, i Rotaract, l'Interact hanno contribuito a rendere una serata speciale, fatta di sorrisi, giochi, buona musica e condivisione. Grandi applausi per il noto musicista Damiano Tarallo. Il tema della serata, amicizia e rispetto per la famiglia, una serata magica che, nel rispetto della memoria di Alice Schembri a cui il parco è stato intitolato, ha pure segnato momenti di grande commozione quando sono stati consegnati i fiori alla madre. È un momento molto importante nel calendario delle nostre attività di club. Il club Inner Wheel. Il club Inner Wheel è un'organizzazione internazionale di associazione volontaria civile. Nasce in Inghilterra nel 1924 con Margaret Golding. Si evolve in tutto il mondo. Oggi è un'organizzazione a livello mondiale praticamente di cui noi siamo orgogliosi di fare parte. In Italia abbiamo 6 distretti in tutta l'Italia del club Inner Wheel e 6.000 iscritti. Di questo, la cosa importante che dobbiamo evidenziare questa sera è i valori fondanti del club che ci hanno permesso di organizzare anche questa serata, perché si basano sulla vera amicizia, la promozione della vera amicizia, quindi il favorire gli ideali di servizio e la comprensione internazionale. La vera amicizia è proprio vera perché bisogna avere la consapevolezza di essere amici, amicizia quindi con le componenti della spontaneità, della lealtà, del rispetto reciproco e soprattutto della solidarietà. Quindi ideali di servizio perché il nostro gruppo
progetto Le vie del cibo della lunga vita continua a portare alla luce un fenomeno straordinario nei borghi dei Monti Sicani. Si registrano tassi di longevità che superano persino le celebri zone blu. Le nostre anziane sono il tesoro più prezioso che possediamo, ha dichiarato il sindaco Dino Zimbardo di San Giovanni Gemini. L'intervista al sindaco e all'assessore. Siamo a San Giovanni Gemini, la terza edizione di Monte di Vini, organizzata con la collaborazione di Slow Food e la Proloco locale. All'interno di questo bellissimo evento proponiamo e sponsorizziamo il progetto Le vie del cibo della lunga vita. Tutti i prodotti tipici del territorio, e attraverso questi prodotti possiamo veramente raccontare la cultura e la tradizione del nostro popolo, le nostre origini. Questi prodotti fanno parte anche della dieta mediterranea, che costituisce l'alimentazione della nostra cultura, e quindi grazie alla dieta mediterranea ci sono molti longevi nel nostro territorio. È un progetto dove si creano presupposti di grande sviluppo per il territorio. San Giovanni e i Sicani insistono un sacco di ristoranti dove abbiamo un numero di coperti veramente notevole, tra San Giovanni e Cammarata circa 3.000 coperti, e abbiamo strutture ricettive, e questo è anche un volano per cercare di sviluppare e incentivare le persone a venire nel territorio dei Monti Sicani, ricco veramente di tante bellezze sia naturalistiche, e poi possiamo raccontare del nostro cibo che rappresenta cultura e storia. Abbiamo un alto livello di longevità in questo comune. Basti pensare che ci sono 6 ultracentenari comunque in una popolazione di poco più di 7.000 abitanti. Un grande tasso è quello femminile. Sicuramente le donne in questo comune sono custodi silenziose di uno stile naturale e sano di alimentazione. Nella mia famiglia abbiamo un'esperienza personale, in quanto la mia bisnonna ha vissuto ben 107 anni, arrivando fino alla fine della sua vita in maniera assolutamente brillante, sicuramente grazie a quello che è lo stile alimentare che si conduce in questo bellissimo paese. L'azienda energetica EcoGreen cresce ancora. Un benvenuto a Mirko Ferreri, nuovo regional manager per la Puglia. Il presidente di EcoGreen, Marcello Giavarini, ha commentato così questo nuovo traguardo. L'ingresso in Puglia rappresenta per EcoGreen un altro passo importante nel nostro percorso di crescita. Accogliere Mirko nella nostra squadra significa rafforzare la nostra presenza in un territorio ricco di energia, storia e prospettive. La sua professionalità e il suo radicamento locale saranno determinanti per costruire un rapporto autentico con i cittadini pugliesi. Con questa apertura, continua Giavarini, vogliamo portare in Puglia non solo energia sostenibile, ma anche vicinanza, ascolto e fiducia quotidiana. Crediamo che il valore più grande sia quello delle persone e siamo certi che insieme a Mirko potremo contribuire allo sviluppo di una regione che ha molto da offrire al futuro della sua sostenibilità. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Paolo Antinoro e il presidente provinciale Adriano Barba esprimono grande soddisfazione per l'assegnazione dei lavori relativi all'installazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento da parte del Comune. Si tratta di un risultato targato Fratelli d'Italia che ci dà particolare piacere e soddisfazione. Dopo 80 anni di attesa, la principale struttura sportiva della città sarà finalmente dotata di un impianto di illuminazione moderno e funzionale. Vogliamo, continua il comunicato stampa di Fratelli d'Italia, rivolgere un ringraziamento particolare all'assessore comunale Costantino Ciulla, che ha avviato il percorso amministrativo, all'assessore comunale Gerlando Piparo, che lo ha completato, al deputato nazionale Calogero Pisano, che si è impegnato affinché il progetto dell'impianto di illuminazione fosse inserito nei fondi di sviluppo e coesione, e al deputato regionale Giussi Savarino, che con il proprio contributo ha sostenuto questo percorso. Linea alla regia per la pubblicità. Sold out ieri sera per l'ultimo appuntamento del Festival Il Mito, svoltosi al Live Arena dello Sport Village con la cantante Fiorella Mannoia, con un viaggio tra i successi e i classici della musica italiana,
Da Lucio Battisti a Vasco Rossi, tra gli ospiti anche il cantante del Volo Piero Barone. La Mannoia ha ribadito il suo no alla violenza sulle donne, facendo anche un appello a fermare lo sterminio di Gaza. Sentiamo un brano della stessa cantautrice durante il concerto. Buonasera Agrigento! Grazie, siete tantissimi. Grazie infinite. Grazie per essere qui a nome di tutti noi, grazie di cuore. Questa è una tournée particolare, una tournée che è partita da lontano, sono più di un anno che siamo in giro e ci ha dato tanta soddisfazione perché in realtà il valore aggiunto di questa tournée è questa meravigliosa orchestra che vedete dietro di me. Tutte le canzoni sono state riarrangiate in funzione dell'orchestra. L'orchestra è quella di Saverio Mercadante di Altamura. Diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Maestro, si parte. Buon viaggio anche a lei. Mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperita. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per... E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre. Per chi ha la Smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.